Ragazzi, buonasera a tutti. Stasera la luna si vede abbastanza bene, anche se non perfettamente, la vedo sull'angolo sinistro, però ci sta. In effetti, come potete vedere, la città è molto illuminata. Vediamo se riusciamo a trovare qualche bella stella oppure qualche pianeta, ma per il momento ragazzi nulla, quindi solo buio. Quindi partiamo che non ci sta nulla, dopo è capace che esce qualche cosa e dopo diciamo che è sta cosa, quindi partiamo che c'è una bella luna, quindi eccola qua una stella o non so che cos'è, però vediamo con l'ingrandimento che cosa esce. Quindi ecco qua ragazzi, non lo so che cos'è, vi dico una bugia come l'altra volta, come se qualcosa si muovesse, ruotasse, boh, non lo so. Stiamo sempre a fare questa ripresa assurda, stavolta in un'altra parte però. In effetti l'altra volta stava più qui, adesso sta più sopra, quindi sto molto molto più alto perché la luna sta qua, come potete ben vedere, e sto coso qua sta qua, eccolo qua. Quindi non so, forse una stella, non lo so. Sto cercando di ingrandire il più possibile, anzi ce ne sono due adesso ragazzi, quindi una sopra e una sotto, quindi sono due oggetti, uno più grande e uno che sta più sopra, che si vede di meno però. Quindi diciamo il primo oggetto a sinistra si vede bene, l'altro invece vedete è un po' più distante, non lo so, boh, vi dico una bugia ragazzi. Infatti la luna eccola qua, eccola qui. Adesso sono curioso di questi due oggetti qua, dove sono? Oh, eccoli qua. In effetti vedete, uno sta qui e l'altro sta più sopra, quindi anche se si vede di meno, dove diavolo sono? Eccoli qua. Quindi uno si vede più chiaramente qui alla sinistra, l'altro mi pare che va avanti e indietro sopra e non lo so. Diciamo, non è che io faccio così così col cellulare, cioè io sto fermo, sono loro che si muovono. Perché se posso muovere il cellulare, ragazzi, faccio così, guardate, quindi si vede se muove il cellulare, quindi però anche stando fermi loro si muovono. Quindi quello sopra fa un sali e scendi, è lo stesso pure di questo. Quindi, boh, che ne so, ogni volta qua a occhio nudo brillano forti, però si deve usare per forza lo zoom, se no non si vedrebbero proprio. Proviamo a diminuire l'intensità, a zoomare di meno. Ecco qua, eccolo qua. Il primo si vede in effetti, come potete notare, mentre il secondo non si vede. Quindi andiamo a zoomare, la luna vedete sta qui proprio, quindi l'altra volta stava qui quell'oggetto che si muoveva proprio di fronte, adesso invece sta qua sopra. Quindi andiamo ad ingrandire di nuovo ed eccolo qua, ed esce pure l'altro, vedete? Boh, qua sembra un mistero, non è un mistero, forse sono stelle, boh, non lo so, anche se non lo so, perché le stelle sono quelle altre là che vediamo intorno, là sono tutte stelle e ci stanno. Quindi forse sarà un pianeta, forse, non lo so. Due pianeti. Non credo che i due pianeti stanno così vicino, no?
perché se vedete il secondo si vede di meno. Invece le stelle, come potete vedere, sono tutti quei puntini luminosi che vanno e vengono, quindi quelle sono le stelle. Invece questi saranno pianeti, boh, ma non possono stare così vicino tutte e due, boh. Le stelle, ecco, vedete, tutti questi puntini che vedete sono tutte stelle, ma questi proprio si notano tutte e due, boh, sembra mistero qua. È la nostra carissima bella luna, che come sempre è uno spettacolo da ammirare. Anche senza lo zoom è bellissima da vedere, perché vedete adesso lo zoom è ridotto. Vabbè ragazzi, vi auguro buonanotte a tutti e ci sentiamo domani, quindi buonanotte. I due cosi stanno, eccolo qui, si vede anche pure l'altro, mo boh, va a capire che sono, non si capirà mai qua. Vabbè ragazzi, vi lascio con l'immagine della luna che è più bella. Notte a tutti ragazzi.